Beh, credo sia uno stato molto positivo, un centrodestra in grande forma, le ultime performance credo che ci diano sempre avanti, anche di gran lunga, quindi significa che il lavoro che stiamo facendo sui territori, ma anche a livello nazionale, sta dando i suoi risultati, speriamo di confermarlo anche all'europeo. Anche per ciò che concerne la Sicilia, invece, visto che siamo comunque qui a Catania, lo stato di salute del governo Schifani a che livello è? Vi aspettate qualcosa in più, Ma qualcosa in meno? no, no, assolutamente no, è un governo che come tutti i nuovi governi hanno una fase di rodaggio, ma adesso credo che sia partito e stia andando a regimi importanti, i risultati anche questi sono abbastanza evidenti, anche i dati economici della Sicilia che ci danno un bilancio solido, un bilancio che continua a ripianare anche i debiti pregressi, significa che evidentemente si sta facendo un buon lavoro, poi il Presidente Schifani è un uomo di grande esperienza, non mancherà a lui sicuramente continuare su un percorso e magari anche migliorarsi, c'è sempre tempo anche per migliorare. Qualche ben informato sottolinea come forse queste europee, almeno per ciò che concerne il Mezzogiorno d'Italia, Sicilia in particolare, potrebbe essere un grande esploit quello di Forza Italia. A voi cosa risulta? Chiaramente non si possono dare numeri prima. Ma a noi risulta quello che stiamo facendo noi ed è quello che ci interessa, stiamo facendo un grande lavoro capillare dal punto di vista territoriale, abbiamo dei candidati tutti molto forti, preparati e soprattutto candidati che vengono dalla nostra storia, poi il resto credo che conti poco, non guardiamo a casa degli altri, anche se sono convinto che Fratelli d'Italia ancora una volta si confermerà il primo partito della coalizione, ma anche di tutto l'arco costituzionale. Avrà certamente avuto il tempo di dirlo, in questo caso lo possiamo ribadire. Qual è il suo pensiero della discesa in campo di Vannacci? Al di là della... Ma guardi, potrà fare un grande risultato oppure no? no, io gli auguro di fare bene, ma lo auguro a tutti. Chi si candida manifesta una grande attenzione verso la democrazia. In questo paese, contrariamente a quanto si dica, c'è una grande democrazia e la democrazia si dimostra candidandosi. Anche lui vuole fare questo, troverà gente che lo voterà, gente che come sappiamo magari lo contesta, però anche questo fa parte della democrazia, quindi un in bocca al lupo a tutti i candidati, più quelli del centrodestra ovviamente, per Sì, ovvie ragioni. il centro-sinistra continua a fare in un certo senso anche il vostro lavoro, Beh, nel sì. senso nell'opposizione non... Beh, diciamo che non fa un'opposizione, fa semplicemente una polemica ideologica su cose che riguardano 80-90 anni fa. Credono anche loro, forse solo loro, ma è questa sterile polemica. A noi ci piacerebbe un'opposizione che facesse appunto il suo ruolo nelle cose, negli argomenti che interessano agli italiani. Purtroppo su quelli hanno poco da dire perché il governo sta facendo bene, c'è tanto da fare, non tutto va bene, però questo credo che sia abbastanza evidente, però sarebbe stupido dire che invece questo governo non sta facendo un buon lavoro. Dopo un anno e mezzo chi pensa di eliminare i malgoverni degli ultimi 15 anni evidentemente è in malafede. Noi continuiamo sulla nostra strada perché credo che daremo grandi soddisfazioni. Manca